Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Veneto in pillole, una rubrica di Veneto Globe. Questa settimana siamo andati per voi alla Moro Wrestling a Fara di Soligo, abbiamo fatto una bella chiacchierata con Franco Moro, il titolare, abbiamo parlato con lui della sua carriera come tecnico nel mondo delle moto e del campionato a cui hanno partecipato quest'anno come Moro Wrestling. Poi Franco ci ha portati a fare un bel giro per il negozio e ci ha fatto provare i nuovi prodotti che vendono, soprattutto la bicicletta elettrica che potrete provare quando andrete in negozio alla Moro Wrestling a Fara di Soligo. Con Franco abbiamo parlato poi della sua passione per il mondo elettrico in maniera molto estesa e in particolar modo abbiamo parlato anche di un nuovo progetto e di un brevetto che stanno provando in questi mesi riguardanti il mondo della nautica e i motori elettrici. State con noi, seguite questo servizio, speriamo vi piaccia. 10 anni prima nel mondo del motocross, da dove ho cominciato a occuparmi da meccanico di tutto quello che era la parte motore in particolare, ma poi le sospensioni e quant'altro nel mondo proprio motocross enduro, inizialmente a livello regionale, poi a livello italiano e poi europeo. Nel 90 passione per il motociclismo in generale, così mi ha portato a guardare le moto da corsa, e anni 88 ancora direi. Nell'89 ho avuto modo di conoscere una persona di Conegliano, un ragazzo giovane che correva già nell'europeo velocità, mi ha chiesto di fargli da meccanico, l'ho seguito per tutto l'89, assieme a lui un tecnico già del mondiale, Massimo Matteoni, che correva nel campionato del mondo e faceva anche quindi ho avuto modo di partecipare già a qualche gara del campionato del mondo nell'89, e da lì mi è piaciuta questa idea, ho lasciato praticamente il motocross e ho cominciato a spingermi dentro a questo mondo. Sono finito all'Aprilia negli anni 90, ho avuto modo di seguire ricerca e sviluppo al reparto corse dei motori ufficiali per inizialmente Reggiani, Ruggià, i piloti che c'erano già a quell'epoca di Aprilia, poi è arrivato Biagi e quindi con lui 94, 5 e 6 i 3 campionati del mondo vinti, poi nel 97 e nel 98 a Rada e Capirossi, di cui lì mi occupavo sempre della ricerca e sviluppo della parte termica del motore 250, e poi 99 con Rossi soltanto sviluppo all'interno senza andare alle corse. Nel 2000 praticamente responsabile in pista per quel che era ricerca e sviluppo della moto ufficiale di Lucchi, che era il nostro collaudatore, e ho fatto così 2000-2001. Nel 2002 sono passato nel team di Lucio Cecchinello come responsabile tecnico dei 4 piloti che aveva, dove anche lui correva insieme a De Angelis in 125 e Stoner e Ceca in 250. Lì ho conosciuto De Angelis, che a tutti i costi voleva fare un mondiale, ma per cercare di fare risultato abbiamo fatto un team nuovo a Fara di Soligo e il risultato è stato molto buono. Ho fatto vice campione del mondo il primo anno così, e finalmente nel 2003 ho cominciato a pensare cosa volevo fare dopo le corse, e quindi ho intrapreso una strada che mi portava a creare un piccolo engineering con 7-8 ragazzi e una struttura completamente nuova che si occupava comunque delle moto da corsa. Finita questa stagione abbiamo cominciato praticamente a vedere più progetti, non soltanto il motomondiale, e adesso una stagione nuova nel 2015, dove la Federazione Motociclistica Europea ha fatto un campionato nuovo che si chiama Stock 250, e noi come Moro Wrestling abbiamo voluto essere partecipi a questa idea, e abbiamo costruito una moto a regolamento come era previsto. Abbiamo partecipato con un ragazzino ceco e uno slovacco, e il ceco di Praga ha vinto anche il campionato, e questo è un po' insunto la mia carriera. Il campionato è un campionato molto bello secondo me, perché innanzitutto parla di un campionato low cost, la cosa che a tutti manca credo, perché adesso come una volta i ragazzini i giovani volevano le 125 due tempi, adesso tutti vorrebbero la Moto 3. Purtroppo la Moto 3 ha dei costi importanti, sia nell'acquisto che nel mantenimento durante la stagione, e quindi nessuno riesce ad approdare a questo campionato, e fatica a quel punto anche far sorgere
talenti, no? Questa categoria qui prevede una moto simile alla Moto 3, meno potente, meno costosa, ma con configurazione comunque di una moto da corsa. C'è un limite di prezzo che è 10.000 euro e questa cosa aiuta tantissimo sicuramente innanzitutto ai papà, ai team, quant'altro, all'acquisto, perché è una cifra ragionevole, ma principalmente perché tutti hanno le stesse prestazioni, diciamo, no? E quindi poi il pilota che va di più effettivamente emerge. Noi abbiamo come base una moto che deriva dalla nostra Moto 3 e usa tantissimi accessori derivati dallo standard di Sherco. Sherco è un'azienda con cui io collaboro ormai da parecchi anni per quel che riguarda lo sviluppo, e abbiamo fatto questo progettino a ottobre della stagione scorsa e sviluppato un po' durante l'inverno. Poi siamo stati a 2 fiere, a Bratislava abbiamo conosciuto 2 ragazzini, loro intendevano partecipare a questo campionato, hanno comprato le 2 moto, poi con uno in particolare che abbiamo visto che era più avanti, l'abbiamo seguito per tutta la stagione, è andato veramente molto bene, ha vinto parecchie gare, ha vinto il campionato. Secondo me il campionato non è stato capito dalla massa, perché tutti danno per scontato che il campionato Alpe Adria sia un campionato minore di poco rilievo. Io invece, dopo aver fatto il campionato del mondo per tanti anni e anche tanti altri campionati minori che sono il campionato italiano, spagnolo o quant'altro, direi che non ha niente da invidiare agli altri campionati. Si corre su piste bellissime a costi veramente bassi e questa è una chance vera per far provare tutti, no? Al primo anno fare un progetto, lottare contro Honda, RMU, Moriwaki e quant'altro, vincere. Parliamo di altro adesso, parliamo un po' del mondo elettrico che a te interessa molto, parliamo delle biciclette. Sì, è una cosa strana, ma tutti mi dicono, dopo 20 anni di questa storia del motociclismo, sto percorrendo da qualche anno una strada completamente diversa che quella dell'elettrico. Innanzitutto per adeguarmi ai tempi, perché è inutile negare quello che sta succedendo, no? È tipico dei media, dei social e anche del mondo della mobilità. La mobilità una volta era principalmente per motori a scoppio, che fossero 2, 4 ruote o altre, insomma, modi di trasporto. Oggi la mobilità elettrica invece sta facendo un passo avanti veramente importante. La bicicletta ne è il primo esempio, per cui molti si sono spinti, specialmente all'estero. In Italia purtroppo non è ancora capita, ma all'estero hanno fatto veramente molto sviluppo in merito a questi progetti. Io ne ho provato qualcuno qualche anno fa e poi ho detto, nel momento in cui aprirò la Moro Racing nuova, questa nuova sede, vorrei implementare anche questo settore, nato un po' tra virgolette alle spalle di un altro progetto che magari ne parliamo dopo, che riguarda la mobilità elettrica marina invece, e mi ha portato a conoscere un po' il mondo delle batterie, dei motori, di tutto quello che veramente adesso nel mercato comincia a entrare. E quindi ho cominciato a produrre, prima a comprare e vendere semplicemente dei progetti esistenti, e poi perché non farcene uno. E quindi con la nuova società che è la Huracan, una biciclettina nuova che era proprio la base di quel che si poteva fare già 2 o 3 anni fa. Purtroppo o per fortuna questa tecnologia è in continua espansione giornaliera, vorrei dire giorno per giorno, proprio non mese per mese, ci sono delle novità, e riuscire a stare al passo ci fa creare veramente progetti molto belli. A oggi alla fine è diventato forse il core business di Moro Racing, perché il mondo dei motori a scoppio purtroppo non ha più espansione per problemi di vario genere, e la mobilità elettrica invece della bicicletta sta facendo un salto veramente molto forte. C'è un tabù grande, nessuno le vuole provare, si pensa ancora alla bicicletta per i vecchi, e non è così, non è assolutamente così. E io vedo tutti quelli che entrano in questo negozio e la provano, escono e cambiano totalmente visione del progetto, la voglia di voler capirne di più in questo progetto, in questo pacchetto. E attualmente vendo soltanto biciclette elettriche e realizzo soltanto biciclette elettriche, sia con il marchio Moro Racing,
ma non solo, anche per altri costruttori che magari hanno bisogno di strutture snelle, veloci per creare progetti low cost. E questo è quel che sta succedendo in questo momento. Ha sorpreso un po' anche me, ci ha messo un po' a partire questa cosa. L'utente non ha più un limite di età, non è il ricco o il povero, non è l'allenato o no, è proprio chi vuole capire cosa c'è dietro a questa tecnologia. Allora, inizialmente ti dicevo molto tabù, adesso il passaparola sta facendo tantissimo. Ho cominciato a vendere un po' di prodotti che esistevano appunto nel mercato, che però purtroppo nello specifico di chi vuole fare un po' l'atleta non sono tanto adatti. Vorrei dire, qualche costruttore realizza delle biciclette elettriche che vanno particolarmente bene, nulla da togliere, con marchi blasonati, però l'utente abituato ad andare in bicicletta vuole andare in bicicletta, non vuole andare con un motorino, no? I motori attuali sono 250 watt o 400 watt e te li dividono in 3 o 4 possibilità di mappature. Quindi quando uno sale sopra si ritrova normalmente con mappature che vanno o troppo poco e quindi alla fine non danno nessuna giustizia alla differenza di andare con la bicicletta normale, oppure vanno troppo. E non c'è la via di mezzo. Invece il ciclista vorrebbe continuare a fare la sua fatica o il suo sforzo, produrre gli stessi watt che produce con la bicicletta normale, però poter cambiare ritmo. Vi faccio un esempio banale: quando uno esce con una persona più allenata, io faccio 300 watt, dico un numero, e faccio 20 km all'ora. Se esco con uno che invece che fare 20 km all'ora, lui fa 25 km all'ora, lui non produce 300 watt, produrrà 350. Io per stare al passo con lui devo cercare 50 watt da qualche parte. Quindi o arrivo al limite o addirittura non ce la faccio fisicamente, oppure mi faccio addizionare di questa mancanza dal motore elettrico. Quindi se il motore elettrico mi dà più mappature con step molto piccoli, posso aggiungere a quanto mi manca per arrivare ad andare forte come l'altra persona. Io continuo a fare i 300 watt, metto 50 watt del motore, faccio 350 watt, vado alla velocità che va lui. Questa intanto è una cosa che mi permette di uscire con chiunque, non è importante se è più allenato di me, se va più veloce di me, cosa fa. Questo è il primo step, perché poi uno può anche dire di fare quello che invece non ha mai fatto. Cioè, per dire, pendenze oltre certi limiti, no? Che sono il 20%, il 18%, il 25%, quello che è, che con la bici normale scendi a spingere. Io dico, un atleta che esce, per che motivo deve a un certo momento per salire in un bosco scendere a spingere? Continua a fare i tuoi 300 watt, se te ne mancano 100 per salire, te li dà la bicicletta e sali con le gambe. Questo naturalmente porta a capirla diversa la bicicletta e ti fa... quando hai capito questo non diventa più un problema di età, non la vendi solo al cinquantenne, la vendi al ventenne, la vendi alla donna, la vendi all'uomo, la vendi a chi ha piacere di usarla in questo modo. Questa curiosità per il mondo elettrico mi nasce proprio da un progetto nautico. Io quando mi sono affacciato al mondo elettrico mi sono guardato un po' in giro, provando delle macchine elettriche, perché mi affascinava questa idea di capire cosa c'era. 5 anni fa onestamente c'era qualcosina, ma non era proprio così tanto alla portata di tutti, e comunque i progetti che c'erano non erano un granché. In più non ci sono norme che vietano l'utilizzo delle macchine elettriche, a parte nelle zone ZTL di qualche città, delle macchine normali, non elettriche, scuso. E quindi questa idea della macchina elettrica fa fatica a partire. Io però ho detto, ho un amico che lui è di Campalto, Venezia, parlando assieme tra l'altro ha una macchinetta elettrica, la usa tutti i giorni, e aveva già percorso 15-20 mila chilometri con questa macchinetta. È una macchinetta veramente banale che fa 50 km all'ora da usare in città, no? Quando l'ho provata per la prima volta ho detto, cavolo, ma qualcosa simile nel mondo della nautica, che devono andare piano, non ci deve essere il moto ondoso, non devono consumare, potrebbe essere interessante. Lui mi ha detto, un amico, lui mi ha detto, Franco, se trovi il tempo per partecipare all'idea di costruire un motore nautico elettrico, facciamo una società e lo facciamo. Allora, nata così, tra virgolette, all'inizio per scherzo, abbiamo fatto un prototipo
Il prototipo ci ha entusiasmato a tal punto che abbiamo veramente fatto una società, 3 soci, una SRL, e qui ci siamo spinti veramente all'estremo per capire cosa c'era nel mondo della nautica e cosa si poteva fare. Alla fine è saltato fuori che lavorando doveva essere un progetto di 1 anno o 2 e invece ormai sono 5, e lavorando ci siamo resi conto che nel mondo della nautica c'è la mega nave, quindi la costa crociere, oppure nel mondo dell'utilizzo della barca di tutti i giorni, quindi la barca da diporto, da lavoro, non c'è proprio niente. E tutti gli i trasportatori via nautica, insomma, di tutti i giorni hanno problemi grossi, sia economici, per il costo del gasolio, della benzina, di quant'altro, sia perché tante aree marine sono diventate protette. La legge comincia a proteggere queste aree, cosa che non succede nella strada. Allora, sai, quando la legge ti aiuta, è normale che tu dici, ma per la strada posso continuare ad andare con la macchina a benzina, faccio 30 euro invece che 50 e vado così. Ma se ti vietano un luogo dove devi andarci tutti i giorni per lavoro e non hai alternativa che entrarci elettrico, per forza lo fai, no? Purtroppo sì, ci sono le regole, poi sai, le regole sono fatte alle volte anche per essere aggirate, ma nel tempo, negli ultimi 2 o 3 anni, sono diventate rigide. Molti laghi sono diventati soltanto navigabili per i motori elettrici, le aree protette, fiumi navigabili e quant'altro. E quindi ci siamo spinti a capire qual era la categoria che aveva bisogno di questo mezzo. Abbiamo sviluppato dei motori dedicati, entro bordo e fuori bordo. La società si chiama Huracan, ha sede operativa qui, alla Moro Racing, e una sede legale a Campalto. Doveva onestamente essere tutto a Campalto, ma poi per problemi iniziali di dislocamento, di distanza e quant'altro abbiamo preferito cominciare il progetto qui. C'è comunque già una sede legale a Campalto che stiamo ristrutturando, tra l'altro. E a oggi è nato un motore veramente interessante perché siamo in grado di motorizzare imbarcazioni di diporto per lavoro o trasporto persone e cose, che hanno autonomie dalle 3 alle 5 alle 8 ore, anche di più, dipende da quanta batteria viene stoccata a bordo. Un motore efficientissimo, completamente diverso da tutto quello che c'è nel mercato. Noi abbiamo anche avanzato dei brevetti che speriamo qualcosa vada in porto. La cosa bella è che questo motore è in grado di spostare imbarcazioni che vanno da 5 a 100 quintali senza nessun problema. Si spostano naturalmente a velocità limite o anche a velocità molto elevate, però il consumo poi kilowatt diventa così importante che il costo delle batterie che devi stoccare a bordo comincia anche a diventare importante, allora è più difficile da mettere nel mercato. Ma per farvi un esempio banale, una barchettina da 10 quintali che ogni giorno si sposta il muratore, l'imbianchino, l'impresario, l'elettricista, le poste, e che si muove in un'area come Venezia che ha dei limiti che sono 11 km all'ora il massimo e 4 km all'ora il minimo, dove entri nei canali, ok? Per spostare queste imbarcazioni così basta un motore 15-20 kW che con una batteria da 10 kW lavora 8 ore. Allora qui la cosa diventa veramente importante. Si riescono a fare dei pacchetti per capire imbarcazione completa, motore e batteria, 20.000 euro, e quindi non a prezzi così importanti. E ti permettono di andare in qualsiasi area perché non c'è più divieto di nessun tipo. Il navigare elettrico, come andare in bicicletta, ma il navigare in particolare dà un gusto molto particolare perché non c'è il rumore, non c'è la puzza, non c'è niente e sembra impossibile, ma stare in mare ore con un motore acceso, anche il minimo, soltanto perché uno deve fare, non lo so, il trasportatore che prende il pacco, lo sposta, le poste che fanno questa cosa qui, ha comunque un consumo che non ha senso. Il motore elettrico, una volta che uno si ferma, è come sia spento, no? È la stessa cosa. E non ci sono fumi, è un altro modo di vivere, insomma. Questa cosa qui sta facendo un salto di qualità molto importante. In questi giorni proprio abbiamo cominciato a vendere i primi motori, una fornitura a Dubai, e quindi mi stupisco dell'Italia, no? Dove a Venezia stiamo facendo questo e non riusciamo a introdurci, e poi viene una società di Dubai e mi dice: noi vogliamo essere i primi al mondo a fare un tender elettrico completamente. Questa è una grossa società che commercia negli Emirati e in America,
e parallelamente adesso nel lago di Iseo una barca 9 metri open con 2 motori. A Lugano per 2 aziende svizzere stiamo facendo il restauro di un'imbarcazione del 1912 e un tender completamente nuovo, e quindi questo fa capire che è arrivato il momento, stiamo cominciando e spero anche che a breve diventi veramente realtà, insomma, no, questo. Probabilmente sì, considerando anche gli ultimi giorni tutto il discorso dello smog, speriamo quindi che ci sia il salto di qualità, come dicevi tu. Ultima domanda, dove ti vedi da qui a 5 anni? Ma mi vedo con Huracan e i motori marini, spero in vacanza in un lago, però davvero dentro questo mondo, mi vedo dentro questo mondo perché sia quello della bicicletta estrema, al di fuori di quello che può essere quello di tutti i giorni, che comunque ha il suo mercato, ma purtroppo è coperto già dai cinesi e da 100 altre realtà, ma quella del professionista che vuole qualcosa in più. E comunque quello che invece ci sta dando il motore marino, date le regole che per fortuna stanno venendo avanti, mi vedo qui, mi vedo collocato dentro questo mondo.